Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta. Riuscivamo comunque a essere pericolosi. Al cross ci arrivavamo da destra, avevo spostato Di Dio a un certo punto che comunque riusciva da lì a mettere palloni pericolosi, quindi mi rendevo conto che potesse arrivare il gol. Vincerla penso di no, però siamo stati bravi a crederci, anche se venivamo noi da 2 partite dove avevamo giocato secondo me molto bene e avevamo raccolto 0 punti. Oggi siamo fatti 2 gol da soli, uno il primo, uno il secondo tempo, fra virgolette, e giocando secondo me non bene, sbagliando tanto tecnicamente, sia da dietro che a centrocampo, spesso anche senza avversari, quindi errori abbastanza banali, forse dovuti anche, detto, a questo gol preso dove magari un pochino i ragazzi da un po' scossi negativamente. Quindi giocando male, dopo il secondo tempo mi sono reso conto che comunque non riuscivamo più a uscire in palleggio e verticalizzavamo solo, e quindi ho avvicinato un po' gli attaccanti e dopo davanti abbiamo giocatori interessanti e sono stati bravi a far gol e a riprendere la partita. Loro erano un po' calati sul finale e noi invece, anche grazie ai cambi, eravamo saliti un pochino di livello, soprattutto fisico. Quanto è importante questa vittoria arrivata in questo modo e su un campo così difficile per il futuro del Castelfidardo? No, questo per noi era importantissimo, è una partita che io temevo un po' per la classifica, perché ho detto veniamo da 2 sconfitte e dietro ci sono squadre molto forti e noi dobbiamo guardarci sempre prima, diciamo, le spalle, fra virgolette, perché ci sono squadre importanti alle nostre spalle che vogliono salvarci, quello che vogliamo fare noi. E quindi è una partita che temevo anche per la situazione un po' psicologica, venivamo da 2 partite giocando bene ma comunque che pesano, perse con la pausa, quindi abbiamo lavorato 2 settimane senza giocare. È una partita che un po' temevo l'impatto, e infatti il primo tempo, diciamo, non dico che non siamo scesi in campo perché non abbiamo fatto male, e che poi dopo ci siamo un pochino sciolti dopo il gol. Abbiamo smesso di giocare, quando abbiamo giocato male e non volevamo la palla, diciamo così. Secondo tempo, diciamo, è stata una scelta di cercare, diciamo, di togliere un po' di preoccupazione ai giocatori, giocare un po' meno, di verticalizzare un po' di più, e poi dopo alla fine con le punte un po' più strette sono stati bravi a mettere in difficoltà e abbiamo recuperato la partita. State facendo una stagione molto positiva, essendo comunque una formazione neopromossa, 2 partite e 2 vittorie contro il Castelnuovo. Sì, con Castelnuovo all'andata, ma più o meno è capitata più o meno una situazione dell'andata, dove venivamo da buone prestazioni, dove avevamo raccolto un punto tra Campobasso e Albalonga, e oggi invece venivamo da 2 buone prestazioni con 0 punti. Con Castelnuovo all'andata facemmo un'altra partita, facemmo una partita dove abbiamo meritato di vincere, dove facemmo molto bene, giocando anche bene. Oggi non è stato così, abbiamo comunque preso i 3 punti, ma secondo me non meritatamente, fra virgolette. Poi per come si è messa la partita, onestamente, vincerla non ci credevo neanche io. E i ragazzi sono stati bravi a riprenderla e poi dopo a ribaltarla, fra virgolette, anche al 95esimo. Dispiace per la doppia espulsione per entrambi i giocatori. Del finale è un po' stupida, però era da evitare, diciamo così.